È stata svelata nella splendida cornice di Villa Curti a Sovizzo la 50ª edizione della Piccola Sanremo, la classica nazionale per dilettanti che prenderà il via il prossimo 24 aprile. Renato Finetti, presidente dell'UC Sovizzo, un traguardo da tagliare a braccia alzate. Sì, vorrei dire che la 50ª edizione erano anni che le aspettavo e finalmente oggi ho avuto l'occasione appunto di presentarla qui a tanti ex campioni, a molto pubblico, e devo ringraziare tutti i miei collaboratori, che è una squadra speciale, e gli sponsor che anche quest'anno ci hanno creduto e ci danno la possibilità appunto di fare questa grandissima manifestazione. Sarà una piccola Sanremo ancora più di primavera, ancora più impegnativa, con 8 tornate da affrontare su Vigo. Sì, quest'anno è spostata quasi di un mese e allora varie pressioni dai ragazzi appunto del mio gruppo dicevano aggiungiamo un giro in salita, essendo un mese più tardi, e ho detto vabbè, facciamo questi 8 giri, vediamo, speriamo che sia comunque appassionante e che venga una bella gara. Marilisa Munari, sindaco di Sovizzo, 50 anni di Piccola Sanremo, e l'UC Sovizzo insieme all'amministrazione comunale ha messo in cantiere tante manifestazioni per questo Aspettando la Piccola Sanremo. Sì, Aspettando la Piccola Sanremo è un evento, o meglio una serie di eventi che abbiamo deciso di organizzare perché era giusto sottolineare questi 50 anni di ciclismo, ma non solo di ciclismo. Quindi da un lato la collaborazione con l'Istituto Comprensivo per questo concorso che poi si concluderà con una mostra, e dall'altra anche la sottolineatura che come il ciclismo a Sovizzo non è solo sport ma è anche attenzione al territorio e anche senso civico, così il ciclismo in sé con Bartali ha avuto una pagina straordinaria, perché vuol dire anche attenzione a una realtà drammatica come è stata quella degli ebrei, e pertanto c'è stato un Bartali straordinario che ha saputo fare qualcosa non solo con i pedali ma anche come uomo. Gianluca Pieripoli, vice sindaco del comune di Montecchio Maggiore e anche tra gli sponsor della 50ª Piccola Sanremo. Un'emozione vedere questa corsa a questo traguardo. Sì, sponsor con la mia azienda Sabisport e vicino perché appunto come amministrazione comunale di Montecchio abbiamo la fortuna di avere la partenza davanti alla Villa Cordelina Lombardi a Montecchio, e quindi in questa doppia veste. Sì, molto emozionato perché per me poi personalmente questa corsa rappresenta qualcosa di particolare, visto che poi c'è all'interno un traguardo volante dedicato alla memoria del mio papà che è scomparso 2 anni fa. Quest'anno il secondo Memorial Dino Peripoli, ma anche perché comunque è una corsa storica, una corsa che coinvolge il territorio, una corsa importante non solo a livello territoriale ma a livello italiano, ma a livello anche internazionale. È un onore per noi essere vicino, per me essere vicino sia in qualità di sponsor come Sabisport ma sia anche in qualità di amministratore. Dal podio della Piccola Sanremo, quando eri una giovane promessa, al palco della presentazione della 50ª edizione, quanti ricordi, quante emozioni anche per te che sei già nel grande ciclismo? Ma chiaramente ogni volta che vengo qui, che io abito qui a Sovizzo, mi porta ai miei 18 anni, ai miei 17-18 anni che avevo, e le corse che ho fatto, le battaglie che ho fatto, e sono ricordi che non cambiano di colore dentro la mia testa, quindi sono dei ricordi che sono fantastici, che ci tengo enormemente. Su questo palcoscenico, a 2 passi da casa tua, si sono messe in luce tante speranze del ciclismo. Ora che sei alla Tinkoff, comunque avete dimostrato di avere un occhio di riguardo per le giovani speranze. Sagan è uno dei campioni che si è affermato anche grazie a voi. Sì, Sagan è una cosa particolare, una persona particolare, un atleta che nasce raramente. E chiaramente tutte queste manifestazioni come questa gara qui sono dei punti di riferimento per noi tecnici che guardiamo il futuro anche nostro, per trovare qualche nuovo atleta, e per questo sono abbastanza controllate queste gare per vedere chi è
che vince o chi fa una prestazione buona per avere poi un buon riferimento di scelta.